Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I principali titoli della mattina. La premier Giorgia Meloni è intervenuta sulla sentenza del Tribunale di Catania che ha definito illegittimo il decreto del governo sui migranti. Sono rimasta basita ma continueremo a difendere i nostri confini, ha scritto sui social. Si è presentato alla città questa mattina il nuovo questore di Catania Giuseppe Bellassai. Serve la collaborazione di tutti per rendere Catania una città più sicura, il commento del nuovo capo della polizia Etnea. E la polizia di Catania ha arrestato un 42enne a seguito della denuncia della sua ex compagna che sarebbe stata prima molestata e poi pedinata dopo la fine della loro relazione. Il GIP ha però rimesso in libertà l'uomo perché le accuse della donna sarebbero state troppo generiche. I carabinieri hanno arrestato un 55enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo, mentre guidava in strada, alla vista dei militari ha cambiato direzione attirando la loro attenzione. Una volta fermato è stato trovato in possesso di 4 kg di marijuana. È stato eseguito all'Ismet di Palermo un trapianto di rene fra pazienti di gruppi sanguigni differenti. È la prima volta che accade in Sicilia. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.